conosce confini amministrativi, è una risorsa che richiede una pianificazione integrata e una visione di lungo periodo. Il convegno promosso da Confservizi Veneto, Friuli Venezia Giulia a Sesto Arregena ha ribadito la necessità di condividere strategie, investimenti e buone pratiche, con l'obiettivo di garantire acqua sicura alle generazioni future. Di fronte agli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico, rafforzare la resilienza idrica e tutelare il territorio rappresentano sfide imprescindibili. Siamo di fronte a una stagione in cui i cambiamenti climatici sono un dato di fatto ormai non più opponibile dal punto di vista della sua rappresentazione, e quindi dobbiamo far fronte ai temi che riguardano la siccità, ma anche agli eventi estremi. Noi che siamo operatori che operano appunto nei settori che toccano le città, dobbiamo capire come insieme affrontare questi temi, come fare condividere le migliori pratiche, come condividere anche gli strumenti e le tecnologie. Al centro del confronto l'evoluzione del MOSAF, il modello strutturale degli acquedotti del Veneto, e il master plan del Friuli Venezia Giulia, strumenti strategici per superare la storica frammentazione delle reti. Le interconnessioni non devono conoscere i limiti amministrativi, ma devono saper rispondere alle esigenze dei cittadini che mutano nel tempo. Abbiamo quindi l'acqua, la qualità dell'acqua cambia, la quantità dell'acqua cambia, le esigenze del territorio cambiano, e quindi il sistema, il modello strutturale degli acquedotti del Veneto mira anche ad andare oltre il confine, a dare delle risposte che siano utili anche ai territori di confine. Particolare attenzione al tema degli inquinanti, con un focus sui PFAS. La crescente complessità delle sfide ambientali rende necessario investire per anticipare i rischi e rafforzare i sistemi di controllo. 37 milioni di euro sono gli investimenti stanziati dalla società per il contenimento delle sostanze perfluoroalchiliche nelle acque adibite ad uso umano. La nostra tecnologia, il Radox, è studiata proprio per andare a mineralizzare i composti perfluoroalchilici riducendoli a fluoro elementare, e quindi risolvere definitivamente il problema. Da qui l'importanza della collaborazione tra gestori, istituzioni e territori. Tra Veneto e Friuli noi come servizio idrico stiamo gestendo circa il 10% della popolazione italiana, oltre 6 milioni di utenti. E noi siamo in questa terra di confine dove è necessario essere molto presenti, essere molto pronti a gestire le crisi idriche che oggi sono sovrabbondanza d'acqua oppure carenza d'acqua. Quello che è stato fatto tra Veneto e Friuli con il MOSAV, che quindi è un modello strutturale delle acque del Veneto, e il master plan del Friuli Venezia Giulia, è proprio trovare il sistema di gestione delle crisi idriche. Serve dunque una pianificazione di area vasta. Veneto e Friuli Venezia Giulia si candidano a essere territori guida nelle sfide dei prossimi decenni.